Certo, certo. Ecco, allora procediamo alla correzione e al commento degli esercizi. I primi due ci dicevano di individuare tra le parole elencate quelle che discendono dallo stesso termine e la prima, in famiglia, quali delle seguenti parole discendono dal verbo patire, patimento, passito, paziente, compatire e spavento. Qui ovviamente erano patimento, paziente e compatire, perché passito e spavento, spavento dipende da pavere, e passito da pandere, spandere, passare, l'uva passito. Ecco, io direi qui qual è la difficoltà? La difficoltà è che c'è paziente, che appunto abbiamo questo mutamento rispetto a t. Io avrei visto bene, devo dire, in questo esercizio l'inserimento di passivo che è vicino a passito, perché passivo anche questo deriva da patire e poiché è una parola, come dire, molto usata in grammatica, no? Il verbo passire è quello che subisce l'azione, quindi forse come ulteriore aggiustamento o magari sostituzione rispetto a patimento, a compatire, potremmo mettere passivo, che apre forse anche qualche riflessione grammaticale per quello che riguarda questo elemento. Il secondo, parole che discendono da medio, allora queste sono quattro, sono le stesse, quindi è la quinta, il lavoro è sulla quinta: media, mediano, mediare, mediocre, intermedio, media, mediare, mediocre, intermedio, rimedio, media, mediano, mediare, meditare e intermedio. E ovviamente quella giusta è la prima, in cui sono tutte che derivano da medio, perché nella seconda c'è rimedio che deriva da mederi, cioè curare, rimediare, e da mederi discende anche meditare, perché mederi significa anche procurare, quindi meditare l'intensivo attraverso il latino, sempre quella sarebbe l'antecedente, appunto, chiamiamolo così. Poi l'altro era, partendo dalla definizione, individuare i discendenti di acqua. Allora qui naturalmente la definizione in genere è la cosa più difficile da definire una parola, no? Quindi implica un processo metalinguistico. Qui, avendo la definizione, sapendo che la base è acqua, ci dà le conoscenze che si hanno o eventualmente che non si hanno. Allora, vasca o insieme di vasche in cui si fanno vivere animali e piante acquatiche è acquario, che naturalmente è una parola dotta, perché la corrispondente popolare sarebbe acquaio, che invece ha avuto il significato di lavandino fino a che non è stata surclassata da lavandino, lavello, voce di provenienza settentrionale. Ecco, da notare che qui c'è anche poi acquario come segno zodiacale, la stessa cosa, però non dipendente, ma nel senso di colui che porta acqua, quindi sarebbe un significato vicino ad acquaiolo. Questo non è la risposta, è per dire che poi troviamo anche un altro acquario che ha un significato diverso. Come pioggia violenta, abbondante e di breve durata abbiamo acquazzone. C'è anche poetico nome acquata, cioè era una poesia, mi ricordo, di Ugo Betti, dopo l'acquata, le nuove, però oggi ovviamente acquazzone è quella più frequente. Diluire un liquido aggiungendovi acqua è annacquare, quindi con un prefissato, e lavare più volte con acqua invece sciacquare. Va bene, di derivazione queste tutte e due sciacquare di derivazione popolare. Ecco, un pochino più complicato è quello successivo, e cioè distinguendo all'interno di famiglie che hanno grafie simili quelle che discendono da un altro termine, cioè foglia, foglio. Allora qui qual è innanzitutto la difficoltà? Che foglia è intanto già una discendente da folium, quindi le due parole non sono due insiemi separati, ma fanno parte già all'interno della stessa famiglia, in cui bisogna distinguere una sottofamiglia che fa capo a foglio e una sottofamiglia che fa capo a foglia, perché foglia, come si è creata? Si è creato da un plurale latino da cui poi si è formato un femminile singolare. Allora, una volta che i significati di foglia e foglio si sono distinti in italiano, sotto foglia dobbiamo mettere ovviamente fogliame, che è insieme di foglie, fogliazione con gli quando la pianta mette le foglie, foglioso, che appunto è un albero pieno di foglie,
qui ci fa venire in mente il famigerato petaloso, no, della crusca, perché petaloso non ha senso perché tutti i fiori hanno i petali, le piante non tutte possono essere fogliose, quindi foglioso ha attecchito perché aveva una sua logica. E infine trifoglio, cioè anche se finisce con foglio, in realtà deriva da foglia perché è fatto di 3 appunto foglie, se poi sono 4 il quadrifoglio delle persone fortunate. Invece sotto foglio vanno foglietto, che è il diminutivo, che poi ha avuto, si è però lessicalizzato in un senso particolare, foliazione, ecco, e questa è una delle difficoltà di ordine fonetico che il tecnicismo italiano, no, che indica come si mettono i fogli, si compongono i fogli all'interno di un codice o di altro, riprenderebbe direttamente il latino. Allora qui era vicino e quindi non ci siamo sentiti di metterla a sé, ma l'abbiamo collocata come discendente da foglio, però c'è questa piccola incongruenza fonetica che indubbiamente rappresenta. Tra l'altro vedete fogliazione, fogli e foliazione sarebbero di fatto due allotropi perché la base latina è la stessa, però si sono diversificati perché uno si collega direttamente a foglia e l'altro invece riprenderebbe il significato di folium latino. Poi sfoglia e sfoglio, perché sfoglia sarebbe la pasta fatta di fogli sottili e non di foglie, quindi qui è il contrario rispetto a trifoglio. Trifoglio finiva in O ma deriva da foglia, sfoglia finisce in A ma deriva da foglio perché appunto la pasta è fatta da fogli. E poi naturalmente anche sfoglio nel senso di lettura rapida del giornale, fare lo sfoglio del giornale. Va bene? Ecco, l'altro era invece un esercizio diverso, ricostruire la discendenza tra le varie parole, cercare l'antecedente. Come vedete parliamo sempre di italiano, quindi il latino non c'entra, anche se in questo caso alla fine un dubbio c'è. Allora, fondiario, ecco, da fondo, questo è abbastanza trasparente. Fumario da fumo, la canna fumaria. Lucido, ecco, questo è il caso che diceva che abbiamo visto prima, ido non è più produttivo come suffisso, però lucido che fa riferimento alla luce, che è lucente, che brilla e quindi il rapporto di discendenza si può ancora fare e quindi luce e quindi lucido. Nebbioso da nebbia, questo è molto chiaro perché appunto quelli noso che abbiamo visto sono quelli più produttivi, nuziale è quello che vi dicevo prima, la difficoltà di collegarlo a nozze, nel senso che effettivamente c'è questa alternanza O-U, cioè il fatto che per tradizione ortografica nozze lo scriviamo con 2 Z, mentre nuziale lo scriviamo con una e quindi questo effettivamente di questo gruppo è quello un po' più difficile. Possiamo eventualmente togliere nuziale, voglio dire se uno si accorge che c'è qualcosa che rappresenta al momento per la seconda media ancora una difficoltà, eventualmente eliminiamo questo ultimo elemento. Io su nozze nuziale ho avuto, devo dire che l'avevo rivista io quella voce, qualche difficoltà nel collegamento lo devo ammettere. L'altra invece mi sembra più tutto sommato alla portata, nel senso che bisogna trascrivere i termini mancanti, quindi o è proprio il primo che manca all'interno di questo ramo, oppure è uno intermedio che devo ricostruire. Allora, quando abbiamo adolescenza, adolescenziale, qual è la base? È adolescente, ovviamente. Anche qui, come vedete, c'è l'alternanza TZ che caratterizza abbastanza spesso la derivazione italiana e quindi è stato oggetto di varie discussioni dal punto di vista teorico, no? Perché abbiamo scaramanzia ma scaramantico, tanto per segnalare quella base era Z e poi il derivato è T, qui invece il contrario, adolescente e poi la Z entra nel derivato. Ecco, bisogna che questa possibilità, insomma abbiamo tanti esempi nel vocabolario in altre, magari che questo meccanismo che è ancora produttivo nell'italiano possa essere assimilato, forse nella seconda media no, ma nella terza si può effettivamente fare sulla base di esempi di parole anche molto comuni come questa. L'altro chiaro, chiarimento, questo ovviamente manca chiarire, quello è l'elemento intermedio e questo è forse
importante da un punto di vista generale perché aiuta a far capire che i derivati mento richiedono il verbo. Non posso formare mento aggiungendolo a un nome, ma deve avere il verbo. Quindi chiaramente la derivazione è quella, però chiaro è l'aggettivo, dal verbo discendente, diciamo, è chiarire, in cui appunto formo la desinenza sul piano sincronico, chiarire, e poi chiarimento che deriva da chiarire. L'altro, spagliare, spagliato, qui in realtà abbiamo non un suffissato ma un prefissato. Spagliare, spagliato, devo partire da paio e quindi paio è l'antecedente. Come vedete negli esercizi non partiamo mai dall'antecedente latino, quindi proprio questo rispondo in qualche modo alle giuste obiezioni che sono state fatte. Quella serve per ricostruire la famiglia, ma poi negli esercizi non dobbiamo guardare quella perché è al di fuori della portata, quindi guardiamo al primo derivato o comunque a uno di quelli che non hanno freccetta ma che sono appunto collocati sotto rispetto all'altro. Viaggio, viaggiatore, la stessa cosa che avevamo visto prima per chiaro, chiarimento. Viaggio, tra l'altro appunto la base sarebbe via, questo è uno dei più antichi francesismi dell'italiano perché è formato con aggio, quindi teoricamente dovremmo dire viaggio con uno iato, non con un dittongo. La parola corrispondente è viatico, che significa un'altra cosa, e poi deve avere viaggiare per avere il viaggiatore, di nuovo perché i nomi di agente, quelli intore, richiedono una base verbale e non una base nominale, quindi c'è questa divaricazione che abbiamo tuttora nei nomi di mestiere. Se parto dal verbo lo formo intore, se parto dal nome oggi formo ista, no? E quindi può essere un antennista, non potrei dire un antennatore perché non c'è il verbo antennare, quindi questo insomma come dire è utile anche per la formazione sul piano sincronico. Qui ne devo mettere due e arrivo a uditivo come ultimo elemento. Allora qui qual è come l'avete fatta il passaggio? Naturalmente prima di uditivo ci sarà udito, ovviamente, e prima udire, e quindi il verbo udire, poi dal participio passato udito, che diventa nome per uno dei 5 sensi, e poi passo all'aggettivo corrispondente che è uditivo. Questo nascere, natalizio, e qua c'è il solito problema delle variazioni consonantiche dei derivati. Nascere, ovviamente participio passato nato, derivato da nato natale, per antonomasia quello di Gesù, e poi natalizio. Qua diciamo che la parziale difficoltà sul piano morfologico è tutto sommato compensata da una trasparenza fonetica piuttosto evidente, nel senso che Natale con nato si ricollega, quindi molto probabilmente ricostruendo natalizio, Natale, che penso che sia abbastanza immediato, tra nascere e Natale, nato, che è la cosa un pochino più difficile perché naturalmente del regolare possa essere ancora abbordabile. Ecco, poi l'altro elemento è imparare a cogliere i diversi prefissi. La prefissazione è un meccanismo molto produttivo, meno della suffissazione, però anche questo, ed è importante cogliere i significati dei vari prefissi, e quindi naturalmente il contesto è sempre quello che ci aiuta. Allora, partendo da attivo, che sarebbe appunto l'antecedente da cui partiamo, che ovviamente lo troviamo dove? Lo troviamo sotto agere insieme a un sacco di altre parole, però ripeto, qui non dobbiamo ricostruire da capo fino al tronco dell'albero. Questo sito web contiene centinaia di esercizi attivi sulla grammatica inglese, qui ovviamente è interattivi, perché appunto uno dei vantaggi della comunicazione in internet è proprio quella del fatto che anche il destinatario deve cooperare alla formazione del testo, quindi si parla di interattività. Il centro sportivo, chiuso nel 2015 per lavori di strutturazione, è tuttora, e qua attivo, c'è il prefisso negativo, quindi inattivo. In è quello che si adopera, quello più esteso, insomma, che richiede meno restrizioni e va benissimo con gli aggettivi come attivo. Quel bambino non sta mai fermo è attivo, e qui abbiamo iperattivo, un prefisso
greco, di matrice greca, che però proprio per la grande espansione di tutto ciò che attiene la psicologia, la psicanalisi, è entrato anche nel linguaggio comune, diciamo anche con una funzione vagamente eufemistica, no? Diciamo il bambino iperattivo, prima avremmo in altri ambiti pedagogici sarebbero adoperate delle cose molto meno gentili, no? Monel, per dire poco, e invece iperattivo c'è una giustificazione anche del comportamento, giusta, per carità, scherzavo, ma non è che voglio dire che era giusto l'atteggiamento prima nei confronti dei bambini. Comunque iperattivo, pur essendo di base dotto, è una parola ampiamente entrata. Il decreto non ha effetto attivo, quindi non riguarda i casi precedenti alla sua emanazione, questo è retroattivo, retro appunto che forma i composti. Abbiamo perso gli attaccanti della squadra avversaria, sono stati più attivi dei nostri reattivi, perché qua si parla di reazione e di squadra reattiva che reagisce nel caso di, per esempio, di andare sotto, no? Quindi la reazione che provoca una rimonta, una ripresa. L'altro, a partire da un elenco di parole discendenti da uno stesso termine, individuare quali si sono formate tramite l'aggiunta di un prefisso, di un suffisso e dei composti. Qui di nuovo un meccanismo di formazione delle parole. Allora, le due parole sono piatto e pieno, sono mescolate, quindi forse prima è importante precisare i diversi significati di piatto e di pieno, e ovviamente piattume è formato con un suffisso, come anche piattello, che è un suffisso diminutivo ma lessicalizzato, no? Il tiro al piattello indica un oggetto preciso all'interno dello sport. Piattume è invece un suffisso collettivo che indica poi anche una qualità, il piattume, la condizione generale di piattezza. E poi derivante da pieno, pienezza ovviamente è una parola che formata con un suffisso, come anche ovviamente pienone, il pienone che dall'accrescitivo si è poi lessicalizzato, e quindi c'era il pienone a teatro, al concerto, vuol dire che effettivamente tutti i posti erano occupati. Anglicismo che non mi viene quando è sold out, cioè quello anticamente era il pienone. Poi invece come prefissi, dovevo dirlo prima, ovviamente abbiamo appieno, che però in questo prefisso appieno, in genere pieno con valore avverbiale, no? Capire appieno, cioè pienamente, ripieno, e quindi un ripieno all'interno per esempio della cucina, e poi strapieno vuol dire pieno zeppo, pieno al massimo, stra con valore di accrescitivo. Quanto ai composti ne abbiamo uno per uno, piedi piatti e piattaforma. Ecco, io vi ho detto che i composti in genere non ce lo mettiamo, ma piedi piatti sì, perché è un calco effettivamente dall'inglese, è un composto, come si dice, esocentrico, cioè non è che sono i piedi che sono piatti, ma chi ha i piedi piatti, quindi nel gergo appunto tendenzialmente della malavita, diciamo i poliziotti. E poi piattaforma, e anche qua la piattaforma, anche qui come vedete è messo perché c'è la particolarità che la testa è il secondo, cioè sarebbe la forma piatta e quindi piattaforma, quindi per questo sono tra i non moltissimi composti presenti nel riff. L'altra serie di esercizi, indovinare una serie di parole a partire dal contesto, e quindi qui inserire le parole giuste in frasi già formate. Allora, qui abbiamo nel primo esercizio tutti discendenti da agire e poi alcuni agitare, sono queste due, e quindi c'è il verbo tra parentesi e poi bisogna mettere tra i discendenti che derivano da questo verbo la parola giusta. Ho consultato la mia e ti confermo che domani sono libera, e allora ho consultato la mia agenda, cioè le cose da fare ricollegate ad agire e poi interpretato come il libretto in cui si segnano effettivamente le cose da fare. La scuola, e non so se adesso l'agenda sia molto diffusa come parola tra i giovani, temo di no, però insomma effettivamente l'agenda del governo è una parola che è bene conoscere perché è ancora molto usata. La scuola è chiusa, è stata dichiarata per i danni subiti dal terremoto, e qui ovviamente da agire deve avere inagibile formato attraverso
agibile, quindi prima un derivato e poi un prefissato. Quindi ci sarebbe nell'elemento, cioè se guardiamo al RIF, agenda è legato direttamente ad agire, quindi avrebbe soltanto una freccetta, inagibile ne avrebbe due perché avrei agire, agibile, inagibile. Però qui non si chiede questo l'esercizio, chiede soltanto la parola, quindi è sufficiente inagibile. Poi gli di polizia hanno scoperto e arrestato l'assassino e qui gli agenti, participio presente, poi lessicalizzato con valore anche qua di nome di agente, in questo caso proprio, e naturalmente secondo altre interpretazioni sarebbe invece un suffissato formato da non ci sarebbe una conversione, ma sarebbe probabilmente un derivato. Da agitare, la nave non è salpata perché il mare è molto, e qui agitato, il participio passato è diventato aggettivo, che è uno dei passaggi più frequenti. I sindacati hanno annunciato nuove agitazioni, e qui appunto sempre da agitare il nome non di agente, ma il nome di azione formato con azione. Dunque, l'altro era alternative, quindi rispetto alla parola indicata all'interno della stessa famiglia, quindi è importante che c'è questo rapporto di sinonimia non tra parole del tutto indipendenti sul piano della formazione delle parole, ma che hanno comunque, quindi sul piano del tema, ma che hanno la stessa base. Quindi fu ferito alla spalla dalla punta acuta di una freccia. Allora, rispetto ad acuta, qui abbiamo acuere, acuire, l'alternativa che suggerisce è aguzza, ma naturalmente potrebbe anche essere la punta acuminata di una freccia, perché c'è anche quello con gli stessi significati. Ecco, qui aguzza è un'altra particolarità perché ho avuto la sonorizzazione della K, la K che è diventata G rispetto ad acuto o aguzzo, questa variante che è riconducibile, insomma, fino a un certo punto, però certamente è sinonimo di acuto e quindi va bene. Ho nella scarpa alcuni fastidiosissimi granuli di sabbia, qui derivato da granulo, al posto di granulo posso avere, ed anzi forse più frequente, granelli di sabbia, perché granulo si adopera piuttosto nella medicina, in granuli, no? Quindi questa diciamo che è sicuramente più frequente. L'altra comunque granulo, colto, granello, invece di formazione italiana. Poi l'altro mi piacerebbe festeggiare in una sala adornata di fiori, e qui adorna di fiori è l'alternativa più logica, anziché adornata, adorna, quindi questa formazione di un participio, diciamo così, accorciato. E infine, i giocatori di football americano hanno di solito braccia e gambe potenti, anche qui l'alternativa è possenti, perché il verbo potere è una regolarizzazione rispetto a posse, è latino, quindi senza ritrovare al latino, però il fatto che possa avere quasi sinonimi che derivano da la forma composta rispetto alla forma di pot, basta richiamarsi al verbo italiano, posso, potere, non è necessario passare dal latino, ma fare riferimento all'omorfia italiana delle varie forme del verbo potere, quindi da posso avere possa, spossato, spossatezza, possente, e invece da pot posso avere appunto potente, potenza e così via. Dunque, l'altro, le cancellature, e questa è dal romanzo Lessico familiare di Natalia Ginzburg, eliminate alcune parole e però al posto della parola, per semplificarlo, si mette la antecedente da cui la parola deriva. Allora, passavamo sempre l'estate in... La parola di base è monte, devo mettere un derivato, ovviamente è montagna, perché le vacanze in genere, mare o montagna, quindi è chiaro che non si adopera monte ma si adopera montagna. Prendevamo una casa in affittare, e qui è in affitto ovviamente, per 3 mesi da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitare, e qui ovviamente è abitato, il participio passato che si è lessicalizzato per indicare piccolo agglomerato centrale di un centro urbano o campestre, quindi quelle sono casolari fuori dell'abitato. Mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno col sacco da montagna sulle spalle a fare la spendere, e anche qui il participio passato di spendere, speso, ha poi dato il nome spesa. Fare la spesa è una delle
come dire, delle locuzioni più frequenti nel linguaggio familiare, quindi qua è importante collegare il rapporto, la variabilità verbale, soprattutto di questi verbi della seconda classe, spendere, speso, e quindi il fatto che non ho la N ma poi la S nel principio passato. Non c'era sorta di divertimenti, qui forse sorta andrebbe spiegato perché non è forse più tanto chiaro, cioè non è in tipo di divertimenti, o, e qua distrarre ovviamente è distrazioni interpretato appunto come svago, come... Passavamo la sera in casa attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre, quanto a mio padre se ne stava a leggere nella parte opporre della casa, ovviamente nella parte opposta della casa. Un quadro familiare completamente alterato, ci possiamo dire, perché ora giustamente anche i padri partecipano di più ai rapporti con i figli. Di tanto in tanto faccia alla stanza si affacciava, e qui è un parasintetico in cui da faccia adopero tanto il prefisso quanto la desinenza, dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. E qua siamo. Poi trova gli errori. Allora, qui era gli errori nel senso che è stato messo un discendente ma non quello giusto. Allora, da animo, ecco qua una particolarità che qualcuno potrà rilevare, che nel caso di animo e di anima abbiamo fatto due voci diverse. Teoricamente, come abbiamo fatto per nube, quelle là si potevano anche legare, ma per qua sul piano semantico è parso più opportuno, però questo per dire che anche in un'opera costruita con tanti autori, con tante cose, qualche come dire, trattamento non del tutto uniforme c'è. Allora, da animo, la decisione è stata equanime, tutti i partecipanti all'assemblea hanno votato sì. Qui siamo su una cosa di linguaggio un pochino più complicato, però equanime ovviamente vuol dire fatta con equo animo, qui la precisazione, e quindi poteva andare giù, poteva essere giusta, la decisione è stata equanime, ma la precisazione successiva, tutti i partecipanti hanno votato sì, significa che è unanime, unanime e non equanime, quindi quella è la parola da modificare. Devi assumerti le tue responsabilità, altrimenti apparirai pusillanime, e qua invece va bene. Pusillanime vuol dire appunto che non ha un animo forte, che non è coraggioso, vile, e quindi questa è giusta. Pur avendo subito un grave torto, ha perdonato il suo diffamatore dimostrandosi magnanimo, e anche questo va bene, magnanimo, di animo grande, e quindi tanto da avere la capacità di perdonare. Nel caso di altro, quel ficcanaso non fa altro che occuparsi degli affari altrui. Qua ce ne sono due, veramente, sia altro che altrui, e vanno bene tutte e due, perché altrui significa di altro e altro sostantivato. Non puoi dire che Elena sia un'altruistica, quando siamo in difficoltà ci offre sempre il tuo aiuto, qui c'è altruista e non altruistico, quindi può essere una riflessione che per una serie di aggettivi, quando hanno valore di derivati, quando hanno valore nominale si adopera ista, quando hanno valore aggettivale si adopera istico. Bisogna dire che oggi si tende ad appannare, e ista si è espanso pure al posto di istico, che in alcuni derivati non c'è per niente, però qua in ogni caso è altruistica, e quindi sicuramente non va, perché è un valore nominale e si riferisce a persona. Altra cosa, esercizi che richiedono l'individuazione delle parole di una stessa famiglia, sia l'inserimento nel contesto adatto. Allora, il primo, parenti da scoprire: quali delle parole elencate appartengono a una stessa famiglia, poi trascinare negli spazi vuoti in modo da completare le frasi con 4 parole tra loro imparentate. Allora, qua abbiamo adunata, accumulo, vasta, ammasso, macigni, massi, sassi, massiccia, ammassamento, e allora ovviamente dobbiamo mettere insieme ammasso, massi, massiccia, ammassamento, queste appartengono alla stessa famiglia. Poi, a causa delle ripetute frane, i sentieri della vallata sono ricoperti di massi. Questo è il primo significato. Gli organizzatori del concerto non sono riusciti ad evitare della folla ai piedi del palco. Questo dobbiamo mettere ammassamento, perché appunto il denominale da ammassare riferito a persone è appunto ammassamento.
temo che non si birlerà mai di quella invece di vecchi stragici, qui c'è ammasso, perché quando abbiamo riferimento a cose, allora non è ammassamento, ma ammasso, cioè lo ottengo per conversione dall'infinito. E infine, l'evento è stato caratterizzato da una partecipazione qua massiccia, cioè vuol dire nel senso metaforico di ampia partecipazione. Va bene, quindi una volta identificate che erano queste le parole della stessa famiglia, masso, massi, massiccia, ammassamento, ecco che le dobbiamo collocare a seconda delle frasi. Quest'altra parole grosse, cioè completa ciascuna frase trascinando il termine mancante. Qua derivano tutte da grosso tranne due, e quindi se abbiamo grossezza, grandezza, grossolano, rigonfiamento, ingrossa, grossista, ingrossamento, vanno tutte bene tranne che grandezza e rigonfiamento, che sul piano semantico sono vicine ma non hanno niente a che vedere con grosso. E allora potresti misurare lunghezza e di quella corda, qui lunghezza e grossezza, in genere lunghezza con larghezza, ma nel caso della corda no, indica anche lo spessore, quindi grossezza. Ordinato la merce da un di fiducia, e qui grossista, cioè chi lavora all'ingrosso, quindi deriva da questa locuzione la parola grossista, che lo hanno rimproverato per aver fatto un lavoro, e qui c'è un giudizio, e quindi è grossolano. Se andiamo a cercare vediamo come grossolano si lega a uno dei significati di grosso, che è quello non saggio, non fatto bene, piuttosto rozzo, diciamo. Ha iniziato a vendere prodotti biologici all'ingrosso, ecco quello da cui deriva grossista, con questa formazione, cioè vuol dire in grande quantità e quindi a un prezzo più basso. L'ecografia ha evidenziato un infine ingrossamento del fegato, il fegato che si è dato. E questo una serie di parole partendo dal verbo, e quindi il primo, no, l'abbiamo fatto, forse era l'ultimo questo? No, è questo pensato impensabile, forse sono queste? Avevo saltato forse questa prima, chiedo scusa. Strani pensieri, allora scegliere la parola corretta. Impensato, impensabile, fare un trekking con questo tempaccio, ovviamente impensabile, questo è il significato, non si può pensare. Mi sembri spensierato, pensieroso, c'è qualcosa che ti preoccupa, qui ovviamente è spensieroso. Attenzione, perché spensierato col valore di pensiero è spesso nell'italiano dei semicolti, che adoperano appunto questo spensierato come se sia un rafforzativo, e invece no, ovviamente pensieroso, pieno di pensieri. Spensierato sarebbe essere negativo, quindi privo di pensieri, che non ti sei preoccupato. Lara guardava fuori dalla finestra con aria pensante, pensosa, e qui dobbiamo dire pensosa. Teoricamente anche pensante stava bene, ma c'è una regola, cioè non era impossibile, ma c'è una regola di combinazione, di selezione, per cui in quel contesto possiamo dire come aria solo pensosa e non pensante. Gli uomini sono esseri ben pensanti o pensanti, e qui ovviamente pensanti, essi che pensano, ben pensanti un derivato, ma che fa riferimento a una categoria, compare sotto. L'autore critica le idee conservatrici della società ben pensante del suo tempo, ben pensante cioè conformista, che ritiene appunto a una morale molto come dire, tradizionale, ma anche legata a stereotipi, non legata alla profondità, ma solo al comportamento superficiale. Tra l'altro qui potreste anche far rilevare che ben pensante è una delle poche parole che accetta N prima di P. No, perché dovrebbe dire ben pensante, pronunciamo, invece proprio perché l'etimologia è molto chiara rimane ben pensante, anche se lo scriviamo tutto attaccato. L'ultimo, la parola mancante, è, allora, tutte le parole discendono da alto, e vedete abbiamo esaltato, altura, altana, alticcio, altezza, altitudine, altero, altisonante. Allora, l'auto è andata fuori strada al di Firenze, qui si parla di altezza di Firenze, è un uso particolare di altezza che significa zona di Firenze, più o meno quando dopo 2 bicchieri di vino è già alticcio, e qua vuol dire che appunto già è non ubriaco, ma insomma tendente all'ubriachezza. La baita si trova su un'altura da cui potrete ammirare un panorama mozzafiato, altura che da de verbale indica poi lo spazio, non semplicemente l'azione. Sono stanca di ascoltare un discorso tanto, e qua altisonante, diciamo che questo si fa un po' per esclusione rispetto agli altri, cioè vuol dire troppo
retorico, troppo, come dire, enfatico. Il re avanzò altero tra la folla, altero vuol dire che ha naturalmente un certo sussiego, hanno costruito una altana sul tetto dell'edificio. Altana è alta perché sta in alto, è il nome di una costruzione, quindi non più trasparente come suffissato, è un elemento architettonico. Il resto abbiamo visto tutti, quindi gli esercizi credo di averli corretti tutti. Se ci sono delle osservazioni su questo per dire cosa non vi ha del tutto convinto degli esercizi, come, vediamo un po', ripeto, non li ho fatti io, quindi non mi offenderei, come d'altra parte non mi offenderei neanche se ci fossero critiche sulla RIF, perché tutto è perfettibile. Però, insomma, io credo che poi la parte pratica ognuno deve commisurarla alla classe che ha, al lavoro che sta facendo, quindi sono sempre un po' contrario delle cose che piovono dall'alto e che devono essere in qualche modo applicate. Quindi queste uno poi deve vedere e deve anche tutte queste cose sempre un po' rapportarle al proprio modo di insegnare, al proprio, e quindi vedere quelle che può applicare, perché altrimenti non, insomma, non si fanno mai meccanicamente, devono essere sempre interiorizzate, rielaborate e valutate in rapporto alle caratteristiche ovviamente di ogni classe. Quindi questo è un esempio che mostra che le possibilità didattiche ci sono, perché naturalmente queste le vediamo qui, ma per ricercarle possono andare qua a guardare, perché si tratta di tutte parole che qui sono comprese, non entrano in gioco parole diverse, quindi in questo senso gli esercizi sono legati all'opera, perché parliamo di un lessico che qui viene spiegato e viene come dire, collocato nelle diverse. Prego. Come siamo un po' fuori tempo massimo, quindi non credo che potremo trattenerci troppo, vero Lucia? No, perché conosco bene quando... Sorry. No, quello che diciamo, ti chiederei, se non ti richiamo troppo disturbo, c'è un forum di discussione dei corsisti, se dovessero emergere domande, così richieste di chiarimento, le mettiamo tutte insieme, te le mandiamo e tu ci mandi una risposta. Ecco, grazie. Grazie, così hanno anche il tempo di rielaborare, di riflettere sia sugli esercizi. Vanno un po' poi meditate e sedimentate. Meglio così. Bene, allora non ci resta che ringraziarti di nuovo per questa bellissima lezione. E applauso. E sì, ci riaggiorniamo poi sul forum per domande al professor D'Achille, oppure alle quali possiamo cercare anche di rispondere io e la professoressa Rigo. Benissimo. Ora a voi buon lavoro naturalmente.